buongiorno l'Italia. Allora, qui oggi siamo al parco fluviale di San Donà di Piave. Mi dirai perché ancora là? No, non devo fare giri video, puntine né niente, a parte la dronata che ho fatto prima, che forse l'avrai vista prima o forse la vedrai dopo, adesso non lo so. E oggi diciamo mi trovo con tu, ma questo diciamo è una conseguenza del fatto che io sono qui a San Donà. Il tuo arriverà verso l'1:30, no? Quindi tu ti rivedrai dopo in teoria anche nel video, no? In teoria, dopo se non sei timido, che non vuoi farti riprendere, adesso vediamo. Parlo piano perché ci sono dei ragazzi qua fuori, no? E a me dà fastidio che mi si ascoltino i miei discorsi, cioè, e me robe, cioè, dopo le pubblico online, però mentre le registro voglio la mia intimity, hai capito? E niente, il motivo per cui sono in questa zona è che mi sono avvicinato a mia nonna, che l'ho messa come indirizzo di destinazione per il ritorno del Surface dall'assistenza. In teoria, secondo i miei calcoli pellici, ossia a pelle, il Surface dovrebbe tornare oggi, spero. Sì, mi ci vorrà qualche giorno per rimetterlo, per rimettere tutti i programmi, le impostazioni, rimetterlo come era prima. Proverò la nuova versione di Filmora, se funziona con gli effetti, adesso vedrò, se no mi rimetto la vecchia alla 863 e dopodiché inizio insomma a farmi un po' i miei siti, no? A preparare il tutto e a imparare quelle 2 o 3 cose che ancora non so fare e che sono essenziali per potermi muovere nel lavoro come voglio fare io, ossia per lavorare dal camper io ho bisogno di lavorare in locale con i siti WordPress in locale. Questo lo so già fare, quindi nessun problema, per un motivo che posso lavorare ovunque anche se non c'è internet, ok? E soprattutto i siti ce li ho io. Quando poi a qualcuno piace gli dico guarda, così ti piace, mi dai il cash, io te lo pubblico, no? E niente, devo imparare come caricarli online, ma te l'avevo già detto, dopo ti annoi, quindi vabbè sì, ringrazio la gentile Alessia che mi ha prestato, no devo guardare qua, che mi ha prestato il computer, che così sono andato avanti a scaricare la macchinetta e quindi posso intanto continuare a fare i miei video, i miei sproloqui. Mi dispiace tanto che quella sera che si è bloccata la macchinetta, nel senso che era piena la memoria, stavo facendo la puntata sul garlic bread, cioè spiegando tutta la storia della ricetta, no? Hai capito, le varie varianti nei vari paesi del mondo, le proprietà dell'aglio, tutte le leggende che ci stanno dietro e tutto quanto, e purtroppo faremo un'altra volta, magari è fatto bene. Problemi con il camper in questi giorni che ha fatto freddo? No, direi assolutamente no, un caldo piacevolissimo. L'unica cosa, stamattina ho fatto parecchia fatica a partire, io avevo paura fosse la batteria, dopo il terzo o quarto tentativo è andato, insomma dandogli un pelino di acceleratore, perché effettivamente poi mollavi l'acceleratore e sentivi toton, che era a bassi giri, no? Col motore freddo. Quindi insomma speriamo bene. I pannelli caricano da Dio, perché comunque nonostante le notti siano fredde le giornate sono ben soleggiate, insomma, come puoi vedere, e quindi se l'inverno fosse sempre così, pacchia totale, insomma. Ciò è un peccato che è tutto transennato, perché io qui c'ero venuto per portare il CP sostanzialmente, cioè stiamo un po' qua tranquilli, stiamo in zona, ma abbiamo un bel parco grande dove fare le passeggiate, farla correre e tutto quanto, quindi sì, non è stata al massimo come scelta adesso. Io è di bilanciamento del bianco che non culo. Questi sarebbero i colori corretti, diciamo, che vedi, no? Il colore delle mensole, la temperatura, bene o male. Vabbè. Sì, è importante stare dietro un po' anche ste cosine, perché sennò dopo i video risultano smorti come colore e purtroppo qualsiasi cosa tu dica, a parte questa puntata che sto parlando praticamente di niente, ha tutto un altro impatto, no? Quindi questa è una piccola tecnica se qualcuno ha un vlog o comunque vuole fare dei video per se stesso, sai che l'impatto visivo purtroppo ha quasi più importanza del contenuto. Ma bando alle ciance, dove abitiamo oggi? Bam! All'entrata di un sentiero dove puoi andare col cavallo, con la bici e Appennini, c'è scritto là. Questo sentiero è tutto lungo il fiume Piave, collega vari paesi, ti parte da San Donà di Piave, ti passa a 90, dopo dove finisca di preciso non è che non lo so, non me lo ricordo. Quindi oggi abito qui. Vista del culo, vista del pranzo, non male dai, ci sta. Il CP sarà contenta del suo giardino. Andiamo adesso nel nostro giardino. Guarda che c'è Merlo, e CP che mi strattona la telecamera. Ecco, dove, ho perso il merlo, eccolo là, guarda il merlo al centro. Ciao merlo!
E siamo a Musile di Piave, sul sentiero della Grande Guerra. Questo è l'inizio, infatti senti le macchine passare. Adesso proseguiamo. È stata una delle prime puntine queste, sì, quindi l'avevi anche già visto? Beh, per fortuna è anche asciutto. Di solito però lo facevo in mountain bike con gli amici sto percorso qua. Ecco, appena detto che è asciutto, adesso no, merda più totale. Via, niente, indietro. Cacchio, c'è qua un sacco di vestiti, era buttato là in mezzo al campo. Se qualcuno l'ha rubato tipo alla Caritas, se l'ha buttato qua. Robe da matti. Comunque, beh, in questi periodi invernali, a me che piace sempre andare a boschi, ho sempre le scarpe insmerdate. E adesso stiamo andando dall'altra parte, ossia da dove abbiamo parcheggiato il camper. Ecco, da sta parte c'è il percorso ambientale, vedi? Cosa c'è? La boccaccia, poi sotto c'è il petirosso. Adesso vediamo noi cosa riusciamo a cattare. CP, catta anche te, dai, cosa abbiamo qua? Il regime idraulico, i fenomeni di trasporto sedimentario. Beh, qua spiega tutto. L'unica cosa, allora guarda, se vuoi io ti faccio un piccolo video così, tu metti in pausa, e poi anche la parte sotto qui tu metti in pausa e ti leggi il resto, no? Poi non dire che Le Puntine del Mondo non è un canale acculturato. Fantastico da fare in mountain bike perché hai tutta la terra battuta e insomma sei in mezzo alla nature qua, capisci? L'unica ciavata, ci sono i cacciatori, bisogna stare attenti che non mi sparino al CP, ma prenderanno gli uccelli, prenderanno le boccacce e i petirossi. Ma guarda che strano, qua hai ancora del Piave, perché il Piave è di là, vedi? Dove c'è l'argine, da quella parte lì. A Sarana curva, va che robe, buongiorno Italia. Stai qui, che te devi andare? No, 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 proprio no, perché dopo lì c'è il Buronauz e mi cadi giù. Io ti conosco, io ti conosco. E che bei posticini che ti porta il tuo zingano a fare la pipì, hai visto? Vizi di lusso. Però vedi, ecco, vedi, perché cane è pericoloso? Perché lei deve stare sempre nei bordi. Stai qui, Amy, qui. E dopo se scivola giù chi la prende? Guarda che atmosfera un po' tetra così. Poi vabbè ci sono attaccati tutti i sacchetti, le plastiche, lassù c'è qualche uccello che svolazza perché c'è stata l'alluvione. Ah, è pieno di uccelli, guarda. Merli, sono tutti merli. Pieno di merli, buono. È forte sta storia, cioè sei tipo in una gara, no, di alberi di Natale, tutti adornati con i sacchetti. Oh, voi vedete non schittarmi addosso? Permesso, permesso. Tutto sabbioso per terra, hai visto cane? È pieno di uccelli. Bene, arrivati a questo punto tu ti sei già annoiato, non preoccuparti, si chiama deficit dell'attenzione, ce l'ho anch'io. È quella cosa che non ti consente di mantenere l'attenzione e, passami il termine interpretabile, anche di apprezzare certe cose dopo un tot di minuti che le guardi. Però beh, ti consiglio di passare su questo posto qui, se sei di passaggio, farti un bel giretto in mountain bike. Sai che la strada collega Sandonà, qua siamo nella parte di Musile di Piave, però tu puoi parcheggiare sotto il ponte di Sandonà, che c'è un parcheggio enorme, e lì poi guardando il fiume giri a destra, no? E c'è l'inizio di questo sentiero che farlo in mountain bike è una figata, soprattutto in autunno perché ci sono tutte le foglie gialle e c'è un'atmosfera veramente da film proprio, bellissima. Sì, con l'alluvione ovviamente è cambiato moltissimo. Cosa c'è? Una tana di qualcuno? No, adesso è tipo un'impronta, non so, però hanno usato, quindi. Comunque, prima di chiudere il video, perché adesso andiamo per i cavoli nostri, dopo torniamo indietro, quindi il paesaggio sarà sempre questo. Ecco appunto quello che volevo dirti è che il paesaggio sostanzialmente è così, hai sta bellissima stradina di terra battuta tutta lungo questo boschetto, diciamo, e costeggia il fiume Piave. Sono qui che sto ruttando per la mia incolumità, perché siccome sento rumori di spari dei cacciatori, no? Allora anch'io devo lanciare il mio messaggio che mi identifichi come una non preda, oppure come una preda che non c'è niente di che, insomma, ecco. È volata una pannocchia fin qui. Bravo CP che non ti allontani, sei proprio un bravo CP, vedi?
Quando siamo in giro lei tiene sempre sta distanza, dopo si gira e se mi vede indietro si ferma. Ah, guarda i pesci del Piave, dall'alto in basso, cavedani, il luccio e la scardola. Cazzo, c'è anche il luccio, non pensavo di avercelo qua. Il luccio è un pipì, un pesce pericoloso.